Buonasera da Piancastagnaio, è il giorno del Palio, è giunto 18 agosto 2023, la corsa del Palio delle Contrade in questa nuova infrastruttura creata in pochissimi mesi dall'amministrazione comunale, voluta fortemente dalla giunta del sindaco Luigi Pagaggini, che ha portato alla realizzazione di un parco dedicato al mondo del cavallo. Ecco, potete anche leggere un lungo comunicazione, parco equestre Piancastagnaio, dove all'interno è stata ricavata questa pista appunto per corsi di cavalli, dove verrà svolto questa sera per la prima volta il Palio. Quindi si apre una dimensione nuova, un nuovo capitolo di un libro che ormai è ripreso dopo gli anni 60, dopo l'interruzione nei primi anni 60, è ripreso nel 1979 e non si è più chiuso, se non necessariamente per due motivi. Il primo per ordine pubblico nel 1992, quando ci furono degli infortuni a due cavalli, e la seconda motivazione è stata e poi per la pandemia, che ha colpito in maniera piuttosto anche importante la comunità di Piancastagnaio. Sia nel 2000 sul Canape, attendiamo l'ordine d'ingresso al Canape. Ricordiamo, non c'è rincorsa qui a Piancastagnaio. Borgo giallo, oro, azzurro, coro un rosso scuro, nero, listato d'oro, castello verde e rosso con listature bianche, voltaglia bianco e nero con listature verdi. Un palio molto atteso per tanti motivi, non solo per la nuova pista, ma per anche le prospettive che questo impianto può dare, e soprattutto una grande attesa per le contrade, che ieri hanno anche stato provato il mortaretto, che segna il termine della corsa o l'invalidità di una mossa. Attendiamo ora la chiamata al Canape. Una pista, diamo le caratteristiche principali: circa 320-330 metri la pista, staccandoci un po' dallo steccato, quasi una mediana, due curve, quella che stiamo inquadrando in questo momento, più stretta rispetto all'altra, che sarà la prima che affronteranno dopo la mossa le contrade, e due diritture di circa 60 metri ciascuna. Una pista che è stata molto apprezzata, vedremo poi che se verranno date ulteriori indicazioni, un impianto, un'infrastruttura, un parco che vuole essere anche l'opportunità per altre attività legate al cavallo, oltre alle riunioni ippiche, ippoterapia, maneggio, ma anche punto di incontro sociale per manifestazioni, concerti e quant'altro, e punto di riferimento, di partenza e di arrivo per escursioni verso la montagna, che è proprio sopra questa pista, inserita in un piano di castagni, e quindi accanto al santuario della Madonna di San Pietro, cui tutta questa, il parco equestre di Piancastagnaio, porta il nome. Quindi ci troviamo in una vera e propria piazza naturale accanto al santuario a cui è dedicata la festa, che oggi va a chiudersi con la corsa del Palio, e quindi va a chiudersi con la festa della contrada, che meglio avrà interpretato, sarà stata la più brava in questa corsa sentita. Tanta gente da fuori, tanti senesi, tante persone anche da altre città di Palio, da Legnano, da Asti, da Fucecchio. Ho incontrato tanta gente che è venuta a Piancastagnaio non solo per la passione, ma anche incuriosita da questa nuova infrastruttura. Ci siamo. Coro è la prima contrada, quindi la contrada che si troverà allo steccato, il borgo. Quindi possiamo già dire
che Coro e Voltaia non saranno vicini, sono due avversari. Vediamo ora la chiamata. Cerchiamo di rispettare le posizioni. Usati. Coro, Borgo, Voltaia. Ecco, Voltaia, Castello, quindi nell'ordine di chiamata le 4 contrade, le 2 avversari, ovvero Borgo in seconda. Coro e Voltaia, Borgo e Castello non sono affiancati. Vediamo come si comporteranno la mossa. Ricordo Borgo, colori giallo, oro, azzurro, Coro rosso, nero, bordato di oro, Voltaia bianco-nera, listrata di verde, Castello. Coro sempre prima, Castello verde e rosso con listature bianche. Un Coro abracadabra. Montato da Silvano Muras, in Voltaia Chimera da Clodia, una femmina di 5 anni, montata da Antonio Siri. Mossa invalidata, la mossa molto veloce, che ha visto Castello, Coro e Borgo uscire insieme dal canape. Voltaia sostanzialmente non ha accettato la mossa. Poi saranno i filmati che confermeranno meno quello che vi sto dicendo. I cavalli tornano quindi al punto di partenza. Coro Borgo, ricordo, Voltaia Castello. Borgo 6 in seconda. Poi c'è una serie di situazioni. Borgo in seconda. Come richiami e quant'altro che vanno a poi decidere eventuali ammende o squalifiche a Fantini, ma anche eventualmente a Contrade per le responsabilità oggettive. Allora vediamo, c'è già un cambio di posizione, i contradaioli, c'è un... non c'è la rincorsa, iniziamo a rispettare le posizioni, poi si guarda anche la rincorsa, forza, vieni Coro. Allora, Coro, Borgo, vieni Coro. La rincorsa non c'è, dobbiamo venire su. Voltaia, Castello. Vieni Coro. Sembrerebbe che le due rivali Coro e Voltaia in qualche maniera cerchino di trovarsi al canape per... Attenzione, c'è un po' di nervosismo. Cavallo di Chimera da Clodia di Voltaia, montata da Antonio rispettare le posizioni, forza. Coro vieni in prima. Coro vieni in prima. Detto, è stato usato il termine ansicolo, anche qui a Castagnaio. Vediamo. Borgo. Coro dovrebbe essere in prima posizione, rimane fermo nella seconda. In serie ha scelto di invalidare anche, giustamente, anche quest'altra mossa. Un abbassamento del canape, soprattutto precauzionale. Di nuovo le contrade tra i canapi. Ricordo l'ordine corretto, niente, è invalidata anche questa mossa. La mossa è valida! È partito il Coro per primo, seguito dal Castello, Voltaia ultima, Borgo in terza posizione. Borgo subito dietro la contrada. Ecco Voltaia che viene forte, appena passato la contrada di Castello si porta in terza posizione. Borgo entra Borgo sul Coro, sono tutte lì. Voltaia prova all'esterno, ma è Borgo davanti, il Coro a fianco, Castello che sta rinvenendo, sono tutte e 4 lì, 4 contrade insieme, siamo al secondo giro, un palio meraviglioso, c'è Borgo che sta conducendo con l'ultimo paio e Walter Puscetto, torna il Coro, torna Voltaia, sono ancora tutte lì, sono in un fazzoletto, in 2 lunghezze, ci sono 4 contrade, un palio bellissimo, si chiude così anche questo terzo giro. Vediamo Borgo sempre davanti con un cavallo di una grande, torna ancora Voltaia, suona la campanina dell'ultimo giro,
Borgo e Coro sembra che stiano conducendo insieme questa corsa un po'. Vediamo, e c'è ancora Borgo con Ultimo Baio, vediamo Voltaia che è lì, ma è Borgo che va a vincere un palio all'ultimo, un palio meraviglioso, deciso veramente una sorta di photo finish, un cavallo, Ultimo Baio, che ancora una volta conferma il suo grande valore. Va detto che è un palio che ha visto due contrade, Borgo e Coro, condurre a talvolta anche a coppia questo palio con Voltaia e Castello che erano quasi impossibilitate a passare. Questo porta a dire anche con una pista così larga, vediamo i festeggiamenti di Walter Pusceddu. Io scendo in pista, vediamo il Borgo che sta passando trionfante, vinto il terzo palio che vince questo cavallo, un cavallo meraviglioso, 10 anni, gli ultimi 3 pali vinti. Vediamo la contrada della Pinetina Festante, il secondo palio di Antonio Angelini, capitano. Un palio che sembrava scritto per questa contrada con l'effigie della Madonna delle Grazie nel palio, la chiesa appunto della contrada del Borgo. Vediamo il popolo festante che passa dinanzi a noi, purtroppo ho subito un infortunio, non potrò seguire la festa, devo assolutamente interrompere.